Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore. Buongiorno a tutti e grazie di essere presenti qui oggi alla conferenza stampa d'apertura del 54esimo concorso nazionale corale Città di Vittorio Veneto. Soltanto qualche settimana fa ci trovavamo per un evento musicale sempre molto importante, il concorso internazionale di violino, e adesso, dopo poco, eccoci qui per il concorso nazionale corale. Due eventi che sicuramente connotano la nostra città come la città della musica, perché si pongono sul panorama internazionale con delle caratteristiche di tutto rilievo. Tant'è vero che anche per questo concorso nazionale corale abbiamo un numero notevole di iscrizioni rispetto ai concorsi che contemporaneamente si tengono quest'anno in Italia. E questo perché? Perché è un concorso che ha una storia lunga, è il concorso sicuramente più longevo ed è un concorso che ha sempre dimostrato di avere delle caratteristiche di grande qualità e ha sempre dimostrato di riuscire a selezionare dei cori con importanti qualità. Eccoci quindi qui a presentare questa 54esima edizione del concorso. Siamo pronti tutti per partire. Io con in mano questa bella brochure dove all'interno c'è il programma del concorso, con questa bella immagine che rappresenta ormai da qualche anno il simbolo del concorso corale, un fiore con dei petali colorati che indicano le voci del coro che si compenetrano, ma anche la gioiosità del lavoro di gruppo all'interno dei cori. Ed è gioia pura, infatti, poter riaprire il teatro al 100% della sua capienza,
poter comunque rappresentare e far vedere attraverso i mezzi social quello che qui avverrà, ma soprattutto poter dare voce nuovamente a questi gruppi che hanno per questo periodo lungo della pandemia sofferto e non hanno potuto esprimersi. Ecco che questa edizione del Corale ha per noi sicuramente il significato della continuità di un progetto nel quale fortemente crediamo e che rappresenta la nostra città, ma in particolare quest'anno vuole essere anche ancora di più un simbolo di continuità, di speranza, di gioia, il desiderio di andare avanti e di metterci ancora alla prova. Siamo qui sul palco con i protagonisti di questo concorso corale e io passo subito la parola al sindaco di Vittorio Veneto, il dottor Antonio Miatto. Buongiorno a tutti, io vi porto innanzitutto il saluto mio personale della mia amministrazione ma anche di tutta la città, un saluto rivolto a chi fisicamente è presente e a tutti coloro che ci stanno seguendo grazie ai canali dei quali ci siamo dotati, specialmente dopo la pandemia che ci ha indotto proprio ad ampliare la platea degli astanti grazie alle tecnologie. L'amministrazione è particolarmente contenta dei risultati che sta ottenendo, visto che fortemente si è impegnata per non solo mantenere le tradizioni, ma anche innovare e aggiungere qualcosa di nuovo. Come diceva il mio assessore Antonella Uliana, questo evento segue di poco l'altro molto importante che è il concorso internazionale di violino, che si è ampliato non solo come area interessata perché appunto è diventato internazionale, ma dotato di canali di trasmissione adeguati, ha potuto essere seguito e continua ad esserlo da migliaia di appassionati. Abbiamo anche innovato subito dopo il concorso di violino con un format particolare dedicato all'educazione delle giovani generazioni, con l'Educhiamoci, anche quello ha avuto un enorme riscontro e adesso con il 54esimo concorso corale ci riproponiamo con la tradizione che comunque anche questa potrà essere fruita da una platea ben più ampia grazie appunto ai social e ai canali di trasmissione che vengono utilizzati. Il tutto grazie soprattutto al nostro principale sponsor, il quale ha voluto che la platea fosse la più ampia possibile e noi lo ringraziamo. Io ringrazio i miei uffici che tanto hanno lavorato, ringrazio il mio assessore che è sempre alle prese con cose tanto impegnative, ti ringrazio ancora, e ringrazio tutti coloro che con la loro opera faranno sì che anche questa 54esima edizione abbia il successo che merita di avere. Grazie. E un ringraziamento sentito e un ricordo sicuramente affettuoso va a chi questo concorso ha voluto e fondato, cioè il musicista vittoriese Efrem Casagrande. Ma un concorso diventa importante, cresce, assume valore se c'è una giuria qualificata e un direttore artistico che è in grado di gestire tutto ciò. E quindi io passo la parola al maestro, il direttore artistico del concorso corale, che è Carlo Berlese. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Con grande piacere che oggi presentiamo la 54esima edizione del concorso nazionale corale, con particolare soddisfazione perché veniamo da un periodo che per i cori è stato veramente molto difficile. I cori nei 2 anni trascorsi hanno sperimentato la dimensione del silenzio che è stata per loro veramente inedita e traumatizzante, ma
come sempre il mondo della coralità, il mondo dell'associazionismo corale ha tanta energia e si è ripreso. Infatti questa edizione del concorso vuole essere anche l'edizione della ripresa, l'edizione che faccia da apripista per tutti i cori che devono entro poco tempo riprendere e ritornare ai livelli di come eravamo prima della pandemia. Dicevo 54esima edizione, quindi una storia molto importante di questo concorso che fa di noi il concorso più longevo d'Italia, nazionale, e la dimostrazione di questo è stata anche nella partecipazione, perché i numeri sono molto interessanti. Abbiamo 12 cori che faranno 16 competizioni e questi cori provengono da 9 regioni italiane, quindi diciamo che gran parte della nostra Italia corale si è mossa per venire a Vittorio Veneto, perlomeno con i cori più strutturati e con i cori in grado di ripartire prima degli altri, diciamo così. E questo successo ci ha dato forza e fiducia di fare una bella edizione del concorso, anche perché questo numero di cori è di gran lunga superiore al numero di partecipanti degli altri concorsi nazionali che si sono concentrati tutti più o meno in questo periodo autunnale. Quindi un grazie ai cori partecipanti, un grazie ai loro maestri. Siamo consci delle difficoltà, ma siamo ancora più grati per la forza d'animo e per l'energia che avete messo in campo, che questi cori hanno messo in campo per poter partecipare. I programmi sono molto interessanti, avremo 4 categorie: la categoria di musica sacra, il canto popolare, di ispirazione popolare, il vocal pop jazz e l'ultima categoria, la categoria gruppi vocali, che sarà formata da gruppi con massimo 12 coristi. La musica sacra si svolgerà in Duomo a Serravalle e le altre competizioni tutte al teatro, qui al Teatro da Ponte di Vittorio Veneto. Quindi io ringrazio naturalmente il Comune di Vittorio Veneto, perché come diceva il Sindaco un risultato del genere si raggiunge con un lavoro di equipe, un lavoro di staff, quindi gli uffici dell'Ufficio Cultura che è sempre a disposizione, che guarda gli sponsor, gli enti del territorio, la Federazione Nazionale dei Cori, la Feniarco e l'Associazione Regionale ASAC Veneto, con i quali collaboriamo per sempre in una visione di sistema nazionale della coralità, a cui il concorso di Vittorio Veneto dà un apporto qualificato sia organizzativo sia di opportunità per i cori. Venire al concorso di Vittorio Veneto e vincere un concorso a Vittorio Veneto è un trofeo ambito da tutti i nostri cori italiani. Quindi grazie a tutti e buon concorso. E grazie a Carlo Berlese. Io prima vi parlavo del fiore, che è il logo che vedete nella brochure. Mi piace proprio anche sottolineare che questo concorso è uno dei nostri fiori all'occhiello. Però tutto ciò non sarebbe possibile se non ci fosse anche l'apporto sempre presente e disponibile e concreto del consorzio Prosecco Doc, e quindi passo la parola al suo presidente Stefano Zanette. Grazie. Io sono onorato, nonché felice di poter anche in questa occasione, in qualità di presidente del consorzio Prosecco Doc, poter dare un supporto importante a quella che è un'attività culturale così rinomata per la città di Vittorio Veneto, che, come ha detto l'assessore Uliana, è una città della musica, e la storicità dei concorsi, sia quello di violino che questo del concorso corale, denotano proprio questo radicamento che c'è nella città per la passione e la cultura della musica. Noi come Prosecco Doc siamo consci dell'importanza che abbiamo
nel territorio. Il Prosecco DOC è innanzitutto, e devo farlo presente perché magari qualcuno non lo sa, è una denominazione, quindi è una regione produttiva prima che un vino. E proprio perché è una regione produttiva con 9 province, quello che è in un certo modo una sorta di dovere che abbiamo nei confronti del territorio, che ci sta dando tanto con il prodotto Prosecco come vino, proprio deve esserci questo riconoscimento e questo ritorno al territorio, ma fatto con gratitudine, ma anche dal mio punto di vista deve essere fatto con quello spirito di andare, essendo il territorio frutto di storicità. Il territorio non è una cosa che è semplicemente geografica, ma è fatta anche da storia, da cultura, da tradizioni. Ecco, andare a valorizzare sia il territorio, ma anche queste tradizioni, la cultura, credo che sia un dovere e anche un aspetto che sicuramente deve essere fatto in modo continuativo. Fa piacere essere qui in occasione di questi concerti che hanno un carattere nazionale e internazionale come concorso di violino, ma quello che è importante è che ci sia una crescita culturale, una crescita di valori all'interno del nostro territorio. E con la partecipazione del Prosecco in questo concorso c'è stata, ecco, la spinta di andare verso quelli che sono i canali social, che fino a qualche tempo fa sembravano, sì, c'erano, ma è stato effettivamente, come diceva il sindaco, a farci scoprire la potenzialità e la possibilità di avere delle persone che possono usufruire, anche se non presenti in sala, andandole a moltiplicare in modo esponenziale. Il concorso di violino è stato seguito qui in sala, forse c'erano 200 persone, forse anche meno, però è stato seguito da alcune migliaia di persone a livello di social, da quelli che sono i dati, e forse anche di più. E così può succedere anche che vengano abbattute le distanze e portare in presenza anche delle persone in occasione di questo concorso nazionale. Ecco, il Prosecco ha fatto questo, però per me non è un punto d'arrivo, deve essere una cosa che si possa mantenere nel tempo e anche con altre attività. Faccio presente che non facciamo solo attività culturali qui a Vittorio Veneto, ma stiamo appoggiando le stagioni teatrali del Teatro Stabile. Abbiamo degli importanti collegamenti e accordi con l'Ermitage, prossimamente con i musei di Berlino. Ecco, tutto questo perché quando si beve un bicchiere di Prosecco si beva anche cultura e si beva bellezza. Il vino, se è bello, è più buono. Grazie, grazie a tutti. Allora, avete capito come attraverso questi canali social e YouTube anche tutti questi cori che provengono dalle regioni d'Italia potranno essere visti da chi non si può muovere da queste regioni per raggiungerci. Noi comunque vi aspettiamo qui chi potrà arrivare al Teatro da Ponte di Vittorio Veneto per godere insieme a noi di questo nuovo meraviglioso appuntamento nella nostra città con la musica. Grazie a tutti.
Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore.